Timo dai gas lassù è il numero della sua motocicletta 188, è lo striscione che è stato affisso dagli amici, dai compagni di Timothy Dal Bello, il ragazzino che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 8 aprile, morto domenica pomeriggio in un drammatico incidente stradale. E a ricordare la sua passione per le moto anche Andrea Mangano, dirigente del CFP di Fonte, l'istituto che frequentava Timothy a indirizzo meccanico, assieme ai 3 amici, 3 compagni di scuola, tutti e 4 i giovani coinvolti nel terribile sinistro di domenica pomeriggio. Un ragazzo buono, un ragazzo che si faceva voler bene, un ragazzo che era in grado di entrare in empatia con i compagni di classe, entrare in empatia con i professori, appassionato di motori, un ragazzo con sempre voglia di scoprire cose nuove. Sul suo banco 3 rose bianche. Proprio venerdì della scorsa settimana aveva mostrato ad una nostra professoressa con orgoglio e con soddisfazione l'ottenimento del foglio rosa, del patentino della moto, e aveva detto: prof, ce l'ho fatta. E quindi questa ci lascia veramente ancora di più senza fiato e senza parole. E tutta la scuola si sta stringendo attorno alla famiglia di Timothy. Sono stato proprio questa mattina a casa e entrare in una famiglia colpita da un fulmine a ciel sereno sicuramente è qualcosa che ti turba. Non è stata ancora fissata la data del funerale, ma di una cosa è certo Don Paolo Magoga. Hanno detto che verranno al funerale e finito il funerale faranno una grande accelerata, ecco, per dare gas e ricordare il loro compagno che era un po' soprannominato il gigante buono.